Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde e cominciamo subito con una grandissima novità perché da questa settimana il Sindaco Risponde raddoppia. Ci troverete in onda su TV7 Triveneta non una bensì in due appuntamenti settimanali, rimane ovviamente quello consueto del martedì alle 19 ma poi vi terremo compagnia anche alla domenica alle 13:15 subito dopo TV7 TG e quindi insomma un doppio appuntamento nel corso della settimana per rimanere aggiornati su tutto ciò che succede a Palazzo Moroni, su tutto ciò che riguarda il futuro della città, i progetti importanti ma anche insomma tutte le tematiche che a voi cittadini interessano molto e che ovviamente seguite sempre con grande attenzione. Allora seguiteci, cominciamo appunto questa sera, come di consueto ci vedete in onda alle 19 e poi vi terremo compagnia anche la domenica alle 13:15 sempre qui al canale 19 su TV7 Triveneta, ma avremo ovviamente modo di riparlarne. Io comincio subito salutando il vice sindaco Andrea Michalizzi, ospite nei nostri studi. Buonasera vice sindaco. Buonasera a tutti. E allora cominciamo subito e abbiamo scelto di dedicare questa puntata, vice sindaco, e poi anche quella di domenica, in questa prima settimana all'insegna della doppia programmazione, abbiamo scelto di dedicarla a un tema fondamentale, anche un po' complesso da certi punti di vista, perché se ne sente parlare molto, ma non sempre i cittadini sanno bene quello che sta succedendo. E allora non possiamo che farlo con lei, perché sta seguendo una fetta importante di questa partita. Stiamo parlando, vice sindaco, del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo sappiamo, Padova ha ricevuto una cifra molto importante e questo intanto cosa significa aver ricevuto molti soldi e molti progetti finanziati? Beh, è una grande importanza. Intanto diciamo che è bene far chiarezza e approfondire questi temi, perché ormai la gente, secondo me, si è anche un po' assuefatta a tutte queste sigle, no? PNRR sembra l'ennesima, come dire, quando si parla di spread o di... cioè tutte queste sigle o definizioni che poi entrano nel linguaggio e uno poi... Che cos'è il PNRR? Esatto. Sono un'opportunità straordinaria di tanti e tanti soldi che le città in Italia, in Europa, hanno avuto dalla Comunità Europea come presentando dei progetti. Chi ha presentato progetti validi è riuscito a farsi finanziare questi progetti e quindi questi lavori, questi interventi nella città, che vuol dire servizi, la città che si rinnova nel suo spazio pubblico, nelle scuole, nelle palestre, nelle infrastrutture, con finanziamenti che arrivano dall'Europa. Se non sbaglio, vice sindaco, la parola chiave è rigenerazione urbana, cioè era necessario che questi progetti rispettassero dei requisiti ben precisi. Sì, siamo nell'epoca post-Covid, cioè l'Europa, la Comunità Europea dice dobbiamo dare un'iniezione di investimenti, e questa è una buona cosa, al territorio, perché attraverso degli investimenti sul territorio si possa finanziare la ripartenza, diciamo, degli Stati membri dell'Unione Europea. E l'Italia fu il paese a cui assegnarono più risorse, quindi per noi era una grande opportunità. Come abbiamo interpretato come Comune di Padova, come amministrazione comunale, questa cosa insieme al sindaco Giordani e ai miei colleghi? Abbiamo detto qui noi dobbiamo buttarci a capofitto perché è un'opportunità per fare tanti lavori senza utilizzare i bilanci del Comune di Padova, le risorse del Comune di Padova, quindi senza utilizzare i soldi che vengono dalle tasche dei cittadini padovani, ma utilizzando i soldi della Comunità Europea. Quante volte ci siamo detti, ma si dice che siamo sempre senza soldi, perché non si chiedono i soldi alla Comunità Europea? L'abbiamo fatto e Padova risulta essere tra le città maggiormente finanziate in Italia, e questo devo dire che è un buon dato. Ecco, ovviamente una grande fetta di questi finanziamenti va a un progetto fondamentale per il futuro della città, stiamo parlando la linea tranviaria, la seconda e la terza linea del tram. Però se volessimo riepilogare in totale tra tutti i progetti PNRR che appunto postilla importante tiene conto di questa grande fetta che andrà al tram, però in totale Padova di quanto beneficia nell'ambito del PNRR? Sono 600 milioni di euro. Sono una cifra esorbitante, una sorta di piano Marshall per la città. Mai abbiamo ricevuto finanziamenti di questo tipo. Ecco, in questa scheda sono ben evidenziati 620
milioni di euro, la stanno vedendo, vero? Esatto, sì, i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici la stanno vedendo. Io da monitor la vedevo, ma non ero sicuro di... Ecco, tra l'altro la cifra a fianco fa emergere un dato che è un vanto per la nostra città. 3.000 euro a persona, sostanzialmente. Noi abbiamo fatto il conto, siamo la città in Italia che ha il maggior, come dire, importo pro capite in Italia. Cioè, se tu prendi tutte le città capoluogo in Italia, prendi il finanziamento avuto e lo dividi per il numero di abitanti, a Padova fa 3.000, nessuna città capoluogo ha raggiunto così tanto. Vuol dire che siamo stati bravi, più degli altri, a programmare e anche bravi i nostri uffici a progettare in tempo. E questa è una cosa importante. Le chiedo, Vice Sindaco, scusi se la interrompo, quando è stato il momento di decidere cosa fare, cosa chiedere, okay? Quali progetti portare? Come vi siete mossi? Insomma, erano progetti che avete pensato ad hoc? Erano progetti su cui già stavate lavorando? Perché poi lo vedremo, avremo questa la prossima puntata per fare il punto della situazione. Sono veramente tematiche variegate, un po' in tutta la città, un po' su qualsiasi settore, quindi veramente una fotografia importante della città. Ecco, come avete deciso quali progetti, per quali progetti chiedere i finanziamenti? Beh, abbiamo usato una parola, come dire, a denominatore comune: concretezza. Dovevamo prendere i soldi, quindi abbiamo portato avanti progettazioni che in qualche modo avevamo ben chiare. E per fortuna le esigenze della città, come dire, ben note, ci avevano permesso di avere già delle progettazioni, i famosi progetti nel cassetto che ha un'amministrazione. Ne abbiamo sempre, come dire, coltivati molti. L'altro tema, sempre legato alla concretezza, è opere utili alla città, opere che davvero possono segnare il cambiamento. Il tram è una di queste, perché 2 linee finanziate in un arco così ristretto sono un'opportunità per fare in modo che la città, nel giro di qualche anno, è vero, avremo i lavori per 1 anno e mezzo, sicuramente insomma dovremo organizzarci al meglio, ma dopo abbiamo un sistema di trasporto pubblico che ci fa fare non 1 ma 10 passi in avanti rispetto a quello che abbiamo adesso, ma poi tante opere che vanno a fare cose concrete, a sistemare lo spazio pubblico nelle sue sedi stradali, quindi sistemiamo marciapiedi, ciclabili, illuminazione, lavoriamo sulla sicurezza stradale, sull'eliminazione delle barriere architettoniche, interventi sulle scuole, asili nido. Sono i luoghi che i nostri figli, le nostre figlie frequentano ogni giorno e ci teniamo molto che siano, come dire, adeguati, e quindi molti soldi vanno lì. Attrezzature e servizi sportivi, quindi palestre e aree sportive in genere, anche questi sono luoghi in una città fondamentali. Ecco, magari possiamo andare nel frattempo già con la seconda scheda, così vediamo nel dettaglio i settori, insomma, di intervento che già Vice Sindaco ha cominciato ad illustrarci, anche così per dare un'idea ai nostri telespettatori, certo, veramente di quanto sia variegato, per così dire, lo spettro di interventi che ci saranno con il PNRR. Vediamo se ci riusciamo. Solo una postilla su quanto stavamo dicendo prima, su l'importanza di farsi finanziare i progetti ovviamente in maniera corretta. Non era scontato, perché facciamo 2 esempi, uno che ce l'abbiamo vicino a noi, uno un pochettino più distante. Venezia e Firenze si sono visti 2 progetti importanti che sono stati bocciati. A Venezia il Bosco dello Sport, poi comunque il governo ha trovato il modo, insomma, di finanziarlo, ma l'Europa non ha fatto rientrare nel PNRR il Bosco dello Sport, quindi quel progetto che prevedeva stadio più palazzetto più tutta una serie di altri interventi. Lo stesso Firenze, riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, che non è passata, e quindi non era scontato, insomma, riuscire a ottenere questi soldi, segno che veramente deve essere tangibile il concetto di rigenerazione urbana. Stavamo vedendo, Vice Sindaco, un po' stiamo scorrendo insieme, quindi quello che diceva lei, vedo per esempio l'illuminazione, vedo ponti e viadotti su cui voi puntate sempre molto, per esempio. Sì, si vede, partendo appunto dall'inizio, appunto come dallo sport
alle scuole, vedo che stiamo tornando indietro. Sì, stiamo tornando indietro, così le vediamo proprio dall'inizio e così, ecco lo sport. Abbiamo oltre 8 milioni e si va a intervenire su palestre e spazi sportivi, insomma, che i padovani utilizzano, riqualificazione di edifici. Questi sono spazi pubblici che consegniamo alla città. Ex CONI, ex Configliacchi, qui siamo all'Arcella per esempio, no? Sono due spazi che erano inutilizzati da anni, dei buchi neri della città. Uno dei concetti che abbiamo voluto utilizzare è questo: far diventare i luoghi simbolo dell'abbandono e che erano ormai delle cartoline terribili della città, l'ex CONI, il Configliacchi, ma pensiamo a Vianelli, pensiamo alla Prandina, per citare altri interventi che l'amministrazione sta facendo. In questo caso legati dal PNRR. Sì, noti come buchi neri, e noi con questi finanziamenti vogliamo farli diventare le nuove centralità, cioè il riscatto della città prima abbandonata che diventa centro. Le scuole. Le scuole. L'ex CONI l'ho interrotta perché poi ne parleremo a parte. Le scuole, dicevamo. Scuole non serve dire molto, ma 4 milioni di investimenti per ristrutturare gli edifici scolastici dove i nostri ragazzi vanno a scuola tutti i giorni, le mense, dotarli quindi di servizi, gli asili nido, insomma sono i luoghi dove si gioca la formazione dei nostri cittadini più giovani. L'illuminazione, fondamentale per il decoro dei nostri quartieri, tante risorse PNRR ricadono sui quartieri della città. Quindi illuminazione, che vuol dire decoro, vuol dire sicurezza e quindi insomma un buon investimento. Spazi culturali, sì. Padova si sta rilanciando alla grande in questi ultimi anni con grande presenza di turismo. Noi vogliamo spingere in questa direzione. Siamo diventati tra le mete come dire, più considerate in Italia, e non per una destinazione particolare, ma perché Padova, come dire, comincia a muovere un grande interesse. Ponti, viadotti. Ne parlo in continuazione, quasi all'esasperazione. Michalizzi c'ha la fissa dei ponti. Però vediamo che è importante anche avercela da un certo punto di vista. Però poi quando le opere e le infrastrutture non sono in sicurezza, i danni sono, come dire, poi epocali, e noi stiamo finanziando con 4 milioni di PNRR tanti interventi importanti. Sicurezza idraulica, questa è un'opera conclusa, il bacino di laminazione a Brusegana, ne abbiamo parlato tante volte, e anche questo è un intervento. Poi guardate, oltre 10 milioni, circa per 12, le piste ciclabili. Che qui sono, sì, esatto, qui sono definite come piste ciclabili. In realtà quando facciamo ciclabili sistemiamo la ciclabilità, ma sistemiamo i marciapiedi, facciamo l'illuminazione, miglioriamo la sede stradale, attraversamenti pedonali, sistemiamo gli incroci, cioè sono interventi di riqualificazione di tutta a tutto tondo, diciamo, anche della zona che è un po' attorno, per così dire, alle piste ciclabili. Uno tra tanti che cito è la circolare Mura, che quindi sostanzialmente sistema tutta la parte della circonvallazione interna della città, mettendola, come dire, a posto. Spazi verdi. E poi diciamo spazi verdi, riqualificazione delle aree cittadine, queste passiamo velocemente perché poi le faremo nel dettaglio, quindi Piazza Azzurri d'Italia e Ponte Corvo, e poi ovviamente il tema della casa, anche questo avremo modo di parlarne approfonditamente, perché insomma il tema della casa è un tema assolutamente fondamentale, sentito un po' in tutti i centri, sentito anche a Padova. Però quello che si vede è collegato a una cosa che dicevo prima, questa sigla PNRR, che ormai sembra diventare, ma che è sto PNRR? In realtà sono tante opere concrete che ricadono nei luoghi che noi viviamo ogni giorno, le scuole, le palestre, le strade, l'illuminazione. Ecco, quindi noi dobbiamo intendere questa fase anche di grandi lavori, di grande come dire, movimento in città come un'opportunità che la città ha accolto, perché in questi 2 anni noi passiamo, come dire, alla Padova del futuro, alla Padova che si muove meglio, alla Padova con i luoghi recuperati e ristrutturati nei quartieri che viviamo ogni giorno. Vice Sindaco, allora abbiamo dato una prima importante sguardo d'insieme su quello che è il PNRR a Padova. Ci prendiamo una brevissima pausa. Al rientro facciamo una rapida introduzione su insomma a che punto siamo con tutti questi lavori, poi cominceremo a vedere i vari progetti nel dettaglio. Quindi rimanete con noi, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo con Il Sindaco risponde.